Allora, presenza degli stranieri, ci sono delle concentrazioni particolari, faccio un esempio, mi sono accorta che ad esempio nel sud Italia, in certe zone di campagna, eccetera, ci sono moltissimi indiani, che da noi ci sono ma non in percentuali così alte. La spiegazione degli imprenditori che hanno assunto questi indiani era legata al fatto che si sono dimostrati estremamente capaci, disponibili, predisposti anche a stare nelle campagne, a seguire tutta un'attività del mondo dell'agricoltura, eccetera, che invece i rumeni o gli albanesi che inizialmente si erano offerti non erano assolutamente predisposti, anche erano insubordinati o comunque non idonei a svolgere certe mansioni. Questo per il carattere stesso, forse perché la loro aspettativa era diversa, per abitudini di vita, insomma per una serie di connotazioni ben precise. Come viceversa provenienti da altre località si sono dimostrati più idonei a svolgere certe mansioni anziché altre, così vediamo anche il discorso delle badanti, delle infermiere, insomma ci sono Sì, delle diciamo che tendenze. c'è una tendenza per nazionalità, ma per vari motivi un po' tradizionali, nel senso che l'albanese magari maschio è portato al settore edile, mentre il filippino lo troviamo nei servizi alle persone. Le Ma ci sono donne... pochi filippini, credo adesso. Ah, no, non sono Ci sono? pochi i Arrivano filippini ancora. presenti in Italia, non sono pochi e hanno anche un alto, elevato tasso di occupazione. Abbiamo fatto uno studio che, appunto studiando gli asiatici presenti in Italia, in cui abbiamo scoperto che siamo la prima nazione per numero di asiatici. Addirittura. Sì, asiatici ovviamente prendono tutti, prendono Anche i cinesi, cinesi, è vero. filippini, un po' tutti. E abbiamo visto che i filippini fanno giustamente i filippini, cioè lavorano nei servizi alle persone, però hanno un tasso di occupazione molto elevato come i cinesi, e anche i cinesi, il primo settore di occupazione dei cinesi è la ristorazione, successivamente arrivano il settore diciamo commerciale, però ovviamente e hanno il più elevato tasso di occupazione a livello E di reddito? Si riesce a anche capire? di reddito Non si riesce a non è capire. ben chiaro, diciamo che abbiamo un po' di dati sul reddito in cui mostrano che c'è un notevole dislivello diciamo, tra stranieri nati all'estero e italiani, e ovviamente anche per netrie il dislivello esiste. Mi pare che guadagnino 7.000 euro in meno gli stranieri mediamente rispetto agli italiani. Abbiamo fatto anche un'analisi sui differenziali di reddito, in cui si vede che il motivo per cui gli stranieri guadagnano di meno è perché fanno lavori meno qualificati. Quindi, però comunque rapportando quello che guadagnano rispetto al livello di vita dei paesi nativi, conviene comunque venire a lavorare in Italia a fare lavori meno qualificati, perché Per il costo della vita è per il alto. costo della vita, insomma, sì, Sì, ma nel per il costo della senso, vita è tanto alto certo. rispetto ai loro paesi, questo è un dato di Sì, fatto. probabilmente però hanno anche un livello di vita molto più basso rispetto a quello dell'italiano medio, per cui riescono sì, vivono in più persone, si accontentano, insomma, Riescono ad adattarsi meglio, sì, si insomma. adattano sicuramente meglio. E per quanto riguarda sempre la presenza degli orientali che è così forte, paesi come, non so, la Thailandia, il Vietnam, la Cambogia che stanno crescendo, ci sono tanti stranieri di queste provenienze oppure meno? Sicuramente molto O meno indiani? rispetto a filippini, cinesi, Bangladesh, indiani, che sono le etnie più presenti a livello asiatico, però ovviamente ci sono anche quelli nel territorio. Ecco, andiamo a parlare anche dei giovani, che questa è un'altra realtà molto molto importante, perché da un lato si diceva che l'Italia compensava, avrebbe compensato anche in prospettiva futura alla nascita bassa, al tasso di natalità molto molto basso, in virtù della presenza di giovani invece stranieri. Però il tasso di natalità degli stranieri, anche questo ha avuto una flessione negli ultimi 2 anni, se non erro, in modo proprio quest'anno rilevante, proprio perché si sono adattati e integrati nel territorio e hanno scoperto che avere figli qui ha un costo diverso che non averli nel paese di origine, e che quindi hanno rivisto i propri piani familiari in certo qual modo. Questo cosa ha comportato? Insomma, qual è la scolarità poi di queste persone? Sì, possiamo vederlo dal cartello 5, sta diminuendo, è vero, il tasso di natalità anche per gli stranieri, appunto come diceva lei si stanno adattando un po' alla situazione italiana, ma in percentuale l'incidenza delle nascite straniere rimane più alta rispetto a quelle italiane, anzi continua ad aumentare. Siamo arrivati nel 2013 al 15% di nati stranieri sul totale delle nascite, pur, ripeto, essendo in calo in termini assoluti rispetto all'anno precedente.
Questo ha sicuramente una ripercussione sul sistema scolastico perché continuano ad aumentare gli alunni stranieri nelle nostre scuole. Nell'ultimo anno scolastico erano oltre 750.000, oltre 780.000, pari all'8,8% degli alunni, del totale degli alunni. Questo in media E appunto tra di l'altro tutti gli di alunni. questo quasi la metà è nata in Italia. Sì, esatto, quindi questo poi pone tutta una serie di altri interrogativi riguardo alla cittadinanza, nel senso che molti di questi, da molte parti si chiede che questi figli di stranieri nati in Italia siano considerati italiani e non stranieri. Però stando alla situazione attuale, questa è la percentuale di alunni stranieri e aumenta ancora di più se analizziamo soltanto le scuole primarie e le scuole dell'infanzia. E questo sicuramente crea dei problemi anche al sistema scolastico. Era recente la denuncia di una scuola nel Padovano dove Sì. c'era un solo studente italiano e chiaramente questo pone degli interrogativi sui sistemi nazionali di integrazione e di insegnamento, insomma, pone delle sfide che sicuramente non sono solo gli insegnanti che devono affrontare, ma tutto il sistema paese deve interrogarsi. Ecco, il livello socio-economico condiziona la scolarizzazione di questi giovani, oppure hanno un'ambizione, le famiglie hanno un'ambizione molto molto forte, tale per cui spingono i figli ad acquisire dei titoli di studio, un po' come è avvenuto da noi, come i nostri emigrati hanno fatto all'estero, di seconda però generazione o terza. Ma generalmente i figli degli immigrati, anzi gli alunni stranieri tendono a frequentare istituti scolastici professionali e tecnici, quindi a avere dei livelli più bassi di istruzione rispetto ai coetanei italiani e anche tendono ad avere livelli di dispersione scolastica, di abbandono più alti. Questo non solo in Italia ma a livello europeo. Però c'è invece una tendenza da parte dei nati in Italia, cioè gli stranieri nati in Italia, quindi le seconde generazioni, a avvicinarsi di più alla tendenza invece degli italiani. Quindi mentre gli stranieri giovani immigrati frequentano prevalentemente gli istituti professionali, gli stranieri nati in Italia tendono a frequentare maggiormente il liceo e tendono forse ad avere una maggiore determinazione nel conseguimento del titolo di studio proprio per una sorta di rivalsa e di diciamo, dimostrazione di potercela fare, di riscatto rispetto alla situazione dei genitori che invece è caratterizzata da bassi livelli di istruzione e bassa qualifica professionale. L'integrazione, come siamo messi con l'integrazione delle persone, degli stranieri? Si sentono integrati, riescono a integrarsi maggiormente, perché poi sappiamo che ci sono alcuni gruppi di provenienza di determinate località che hanno più facilità a prendere una connotazione, altri invece che proprio non hanno nessuna intenzione neanche di integrarsi, insomma restano nel loro perché poi hanno progetti diversi. Beh sì, alcune etnie effettivamente hanno qualche difficoltà a integrarsi, nel senso che tendono anzi a chiudersi più, come i cinesi o gli stessi indiani, a difendere le loro tradizioni. Quindi però, permane questa o no? Sì, un po' sì, però secondo me l'integrazione ovviamente si vede di più nello straniero che è residente da più tempo, quindi riesce a inserirsi nel tessuto, e anche dalle seconde generazioni. Infatti noi stiamo facendo una seconda pubblicazione con Franco Angeli per un progetto finanziato dall'Open Society in cui cerchiamo non solo di dare il valore dell'emigrazione ma anche di dare un'immagine di questi immigrati, cercando un po' di eliminare qualche stereotipo che esiste comune. Qui viene anche affrontato il problema delle seconde generazioni. Abbiamo intervistato dei ragazzi, a mio avviso italiani, nel senso che sono nati in Italia, e non sanno assolutamente nulla del paese di origine dei genitori, non conoscono la lingua, non conoscono le tradizioni, però non si sentono italiani perché c'è la problematica della cittadinanza. La cittadinanza la possono chiedere al compimento del 18° anno, affrontando anche un itinerario piuttosto complicato a livello burocratico. E una cosa che magari noi non pensiamo, hanno problemi anche con le gite scolastiche,
perché magari avendo un'etnia un po' particolare, se devono andare fuori all'estero, in alcuni paesi devono chiedere il permesso di soggiorno, quindi sono delle cose magari legate alla cittadinanza che sfuggono un po' all'opinione comune, che però sarebbero importanti da affrontare, appunto per farli sentire i cittadini, insomma. Certo. Allora, io siamo giunti al termine, vi devo lasciare, vi ringrazio anche di averci illustrato questi dati che sono emersi da questa ricerca che avete condotto, che poi verrà presentata anche tra pochi giorni, insomma, nel rapporto annuale sull'economia e l'immigrazione, e vi auguriamo un buon lavoro per la prossima ricerca che sappiamo non anticipiamo, che comunque presto giungerà a termine. A voi telespettatori grazie di averci seguito, noi ci troviamo domani come sempre. Grazie.